volto di una Giulia sorridente e spensierata, quello che accoglie gli studenti di ingegneria del Dipartimento Dei che frequenteranno e vivranno la nuova aula studio che l'Università di Padova ha voluto dedicare alla 22enne studentessa di Vigo Novo, uccisa un anno fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, suo compagno di corso di laurea. Non possiamo dimenticare quello che è successo a Giulia, ma dobbiamo anche ricordare Giulia per quello che era. Giulia è una vittima di femminicidio, ma Giulia ha avuto tutta una vita diversa dal femminicidio. Era sorella, figlia, amica, era una ragazza solare. All'interno dell'aula una targa che la ricorda e una sedia rossa, all'esterno il messaggio di Papagino alla sua Giulia. Tanta emozione e devo ringraziare l'università, tutta la direttrice, il professor Meneghesso, per aver ancora una volta ricordato Giulia e dato il via, fatto una specie di passaggio di testimone che queste ragazze portino avanti un po', ecco, questo messaggio che stiamo portando anche con la fondazione, quindi un messaggio di vivere la vita in amore, in pienezza, ecco, e senza pensare. Voglio vederla un po' come una nuova ripartenza. Vola alto, vola libera. Cecchettin era presente insieme alla nonna Carla Gatto anche alla consegna dei premi di studio istituiti alla memoria della sua Giulia dal Dipartimento e consegnati ad altrettante studentesse e 2 borse di studio per altre 2 studentesse erogate dall'associazione Riviera Donna. 8 ragazze da tutto il Veneto, da Venezia, Treviso e Vicenza, studentesse coetanee di Giulia con il suo stesso sorriso e la sua stessa determinazione, come Gaia Matteazzi. Vedevo Giulia tutti i giorni, la conoscevo di vista, non di persona, e sicuramente è stata una vicenda che ha segnato tutti noi studenti e quindi siamo felici che il Dipartimento abbia messo in moto tutte queste iniziative. Al Dipartimento dove Giulia studiava, la storia della giovane resterà per sempre nella memoria degli studenti, anche come monito per il futuro. Io mi auguro che gli studenti, quando entreranno qui dentro a studiare, sentino l'atmosfera di Giulia che è qui presente, deve essere presente, gli deve dare anche forza per studiare, perché lei è stata una brava studentessa e quindi è un esempio e anche un monito a ricordare quello che è successo affinché loro imparino a far migliorare la società.